Una maxi truffa di più di 900.000 euro ai danni dell'erario e degli istituti previdenziali è stata smascherata dai militari della finanza berica. I responsabili sono due coniugi di 70 e 60 anni, amministratori di una società del Basso Vicentino che opera nel settore della vigilanza privata. Avrebbero compensato i propri debiti con crediti previdenziali fittizi di aziende inesistenti, cessate, fallite o prive di posizioni contributive utili. L'azienda, apparentemente in regola con il fisco, a partire dal 2019 fino a settembre 2020 avrebbe versato il debito verso l'erario e gli istituti previdenziali attraverso delle false compensazioni di imposte e contributi con crediti previdenziali di altre imprese, 14 sul territorio nazionale, ignare della frode in atto. Le Fiamme Gialle hanno anche appurato che la ditta presentava i modelli F24 tramite il sistema home banking e attraverso conti correnti intestati a una delle imprese coinvolte nel meccanismo fraudolento, sui quali però non esisteva delega ad operare. Per questo alla coppia sono stati sequestrati conti correnti e 2 immobili a Castignero.